Bella raga, ciao a tutti, il comandante veneziano, siamo su PES 2015 e siamo in Europa League, gara 2, prima partita pareggiata, siamo al Feyenoord Stadium e l'obiettivo è chiaramente passare il primo girone, però siamo con tante riserve purtroppo, c'è tanta gente fuori perché sono stanchi di più. Andiamo in Olanda e cerchiamo di fare una buona partita dopo il pareggio casalingo. Sarà molto dura con il Feyenoord Rotterdam, ma proviamoci. L'obiettivo chiaramente è andare al secondo turno, andare ai 16esimi di finale. Sarebbe una bella soddisfazione per una squadra come il Palermo. Dai, vai Dapre. Il Dapre se ne va, il Dapre se ne va, vai Dapre. Il Dapre la mette in mezzo, Vasquez. Anche Dybala purtroppo è fuori per il momento, ne mettiamo al secondo tempo, se le cose vanno male di testa, fuori. Buon inizio però per il Palermo. Dai ragazzi. Portiamola a casa, Beppe. Grande la mela. Ericone recupera un sacco di palloni. Ericone vede Vasquez. Vai Vasquez. Vai Vasquez. Vasquez di testa! E c'è il gol di Liaic. Nutellino la metta. L'ha messa. Grande Nutellino. Feyenoord. Attenzione al Feyenoord. Peralta, non la prima azione però, No, la prima azione Peralta. Incredibile il Feyenoord. Al primo tiro segna. Gol di Peralta. Beffata la difesa palermitana, pazzesco. Un tiro, un gol. Vai Liaic, mancano 20 minuti, è un furto non vincerla. Un tiro, un gol hanno fatto Liaic. Nutellino, l'autore del gol. Il Dapre. Vai Kane! Harry Kane si è svegliato, 5 gol in 2 partite. Harry Kane! Mamma mia, cosa ha fatto di testa Kane. Che giocatore, è tornato finalmente. Meno male che non l'ho venduto. Colpi di testa raffica comunque. Adesso bisogna tenere a tutti i costi. Ha fatto un po' di cambi, fatalità doveva uscire Kane. Era stanchissimo. Bellotti. Orga bravi. Per Dybala, che partita sublime. Vittoria che può essere pesantissima e arriva. Feyenoord Rotterdam 1. Palermo 2. E godo. Bravi ragazzi, bravi. Godo al massimo. Eccoci qua, andiamo a vedere la classifica. Dai, 4 punti, vediamo un po' le altre partite. Bilbao, Breda, Bratislava, Sociedad, Pesura, ok. Siamo per una carrellata veloce. E Milan in Europa League, che bello. Almeno nei giochi siamo in Europa League. Buono. C'erano poche squadre, questi? Ah, il Belenenses, grande Belenenses. Ragazzi, non ho registrato le 2 partite di Coppa Italia, che siamo passati 0-0 l'andata, 1-0 al ritorno, primo turno col Chievo. La prossima è con la Juve, cominciamo a registrare. Siamo in casa contro il Perugia, ragazzi, partita da vincere assolutamente. Noi siamo 10º, il Perugia è 12º. Sono contro una neopromossa, bisogna vincere. Non gioca Kane perché è stanchissimo. Ho sopposto Belotti, Dybala subito. Mamma mia, cosa mi stava regalando il Diba. Campionato come sempre, purtroppo alterniamo belle prestazioni a sconcertanti battute d'arresto. Grandissimo, qua il Diba fa una gran cosa per Giacchino. Di testa e ormai segniamo sempre di testa. Belotti 1-0. Ragazzi, ho trovato lo schema e ho trovato il modulo, ho trovato anche la strategia. L'altro anno ho segnato pochissimi. Bellissimo per Diba. Belotti! Mamma mia, ancora Belotti! Belotti! 2-0 Palermo, ma cosa ha fatto il Belo? Mamma mia, stiamo giocando veramente bene, lancio incredibile per Dybala. Stop stupendo. Dopo Belotti dal nulla, un miss di sinistra, il portiere la para bene, ma poi molto fortunato la mette dentro.
2-0 per il Palermo. Che là. Dybala. Bravissimo, Dybala per Vasquez. Vasquez. Ciao ciao Perugia. 3-0. Prestazione maiuscola. Uragano Kane. Dai Fuchs, regalaci un altro cross dei tuoi. Cataldi al volo, impossibile che... Mamma mia Cataldi! Ci stava regalando un gol d'antologia. Vasquez. Ma che cosa fa Kane? Cosa ha fatto Kane? Vede Vasquez? Ah, cioè, diciamo che non è il passaggio. Il punto forte di Harry Kane. Bravi, mamma mia Rugani, che giocatore Ruga, che acquisto Ruga. E si va a vincere un'altra buona partita. Possiamo finalmente scalare posizioni in classifiche, spero. Il Palermo c'è, signori, il Palermo c'è. È lunga, lunga, lunga. 3-0 senza storia proprio. Yes! Good blow job, good blow job. Very good, Kuba. Very good. Vediamo la classifica. La classifica dice Palermo a 12 punti al sesto posto. Ragazzi, grande, grande Palermo. Raga, un saluto dal Comandone veneziano. Ciao!